ちる道、君の笑顔映し出す星、心の風がそっと響く。静かつ弱べに明かり灯る月明かりが優しく、ついつむ手を伸ばせば届きそうな夢、桜の香り漂うそこに君と歩く影揺れてる、言葉はなくても伝わる心、夜の花びら舞い散る道、君の笑顔映し出す星、心の風がそっと響く。星の海に願いをかけて、君の声は風と溶けてゆく、永遠を紡ぐ夢の中で、静かな夜に抱かれてゆく、光の道を君と歩む、愛の詩を響かせるよ。Ok, allora ci siamo. Siamo Buonasera, saltati in aria, poi è andato tutto a posto. Ok, amen, ce l'abbiamo fatta. buonasera, buonasera. Allora, possiamo mettere Netflix. Vediamo 2 puntatine, tanto durano anche il giusto. È lei. Se non è lei c'è un problema, però in questo caso è proprio lei. Allora, io ho visto solo la prima, quindi partiamo dalla seconda. Allora, vedo anche il canale, casomai arriva qualcuno. Cavasazzo. Si era ingrippato. Cosa? Il watch No, party. la prima volta devi Ah, fare sempre il primo accesso. Fa il sì. truzzo, sì. È Ho giusto un attimino nei primi secondi. li conosco i truzzi, li conosco bene. C'ho piacere per lei. Uno in particolare. Quello anche un po' deficiente. Non mai detta questa Ah, cosa. ok, no. Vabbè. Viene dalla Calabria. Ah, ok, allora un mezzo dubbio ce l'ho. Quindi confermo il mio Solo detto che viene indizio. dalla Calabria. Ho detto... No, è pensiero mio. Vabbè. Pensiero poetico, mettiamola Ah, così. no, certo, la poesia prima di tutto. Allora, una serie originale Netflix. Snellpolt. Love, Death e Robot. Sì, ci ficchi. Vieni Reagan. Ci ficchi. E buonasera a te, bello. Servizio clienti automatico. Oh, che bella cittadina. In America in alcune zone i droni di Amazon hanno anche iniziato a consegnare oggetti contenenti batterie al litio e quant'altro. Quindi tu vuoi lo smartphone, lo ordini, ti arriva il drones e ce l'hai a casa. Tutto bene, Reagans? Ah, quindi nella società del futuro giustamente nessuno proprio davvero farà più un casolo, va bene. Non si cammina, non si fa, va bene. Questa forse l'ho vista. Però si caga. Sì. Si caga, ma c'è il robottino che ciuccia, quindi Sì. va bene. Questo effettivamente è comodo, devo dire la verità. Va bene.
Questo è il drones, questo è molto comodo, ce l'ho, è de una mano santa, non va dietro a Tutto cani e bene a cose noi, varie. Regen, tutto a posto. Abbastanza tranquilla come giornata, per fortuna. Fatto conquiste? Ho capito, ma se lei la vuole lì, scusami. No, 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 deve stare qui. Ma ormai uno in casa proprio non si può mettere la foto dove vuole. Ecco. Insiste, insiste. Ehi. No! Ha buttato il dog, ha fatto male al dog. No! Terminator così inizia. Sei ore. È perché si stanno iniziando a ribellare tutti. Gianmarco. Eccolo qua. Ah, dato la scossa. Io il peso del cowboy sopra, sì, Regen, anche io. No, Questa cosa però andava detta prima. no, è ucciso Sì. Pesciolino. Ecco, Terminator, a posto. Allora, morto da un aspirapolvere da casa, oddio. Oddio. No, è impazzito completamente. Gli leva l'animale. Sembra un po' troppo questo, Un cazzo di laser. Mm. Ma che cazzo di servizio clienti è? Mi scusi. Fermate il robot subito, immediatamente. Mi perdoni. Sì, ma c'è il vostro robot che mi sta un attimino tentando di uccidere. Scusatemi. Oh, zium. Ma non c'era bisogno di romperlo, però. Tanto pulisci tu dopo. Mo' devi raccogliere. Ti piace quando nevica? Ok, si è autodistratto. Ha fatto un bel taglio in testa. Abbinato. Bellissimo questo servizio Però, cliente. mi scusi. Ma, Ma no, ma ma... no. Sì, 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 sì. è veramente figo. Non No, no, no. Oh no, è arrivato. No, no. yeah! È diventato un toro Yeah! meccanico. Ok, va bene. Ma ribalta, no? Fa qualcosa. Tipo coccodrillo, lo metti a pancia all'aria. Oh no.
Io perciò non voglio troppa roba domotica in casa. Domotica sì, ma non troppo evoluta, Già le mettiamola così. serrature di casa mia non le puoi controllare. Non andiamo d'accordo. Giustamente non ti sente. No, non capisci. Ma perché questi robot per pulire hanno le lame, i laser? Per lo sporco più difficile, Ho Gianmarco. capito. Volata vecchia. È un po' eccessivo, capisci che dico? No, si è messa sopra qua. O si è nascosta da qualche parte. Giustamente. Il cane provava a trovare il cibo. Però questo dovrebbe passare in... a logica ti dovrebbe rilevare. Forse rileva il movimento e così l'ha fregato? Assolutamente no. Una fascicolata. Vabbè, vabbè. Ah, Hai avuto Cullen. Ma sei deficiente? Effettivamente gli ha dato un bel po' da fare. oh no, devo aggiustare tutto. La programmazione primaria continua a seguirla. Proprio nel frattempo ti uccide. Effettivamente metti in disordine la casa nel mentre. Fatto, adesso ti posso ammazzare. A Molto posto. efficiente. Adesso ti torno un attimino a far fuori e ad ammazzare. Ehi, sono proprio io, Bruce Springsteen. Non penso sia lui. No? No, Nino Reitano? no, neanche, secondo me. Yeah. Non sparare al cane, ti prego. Fatto l'occhiolino al cane. Vabbè. Ma no, vedi, prima spari e poi ti metti a fare il Aspetta. fighetto. È il momento, nonna. Vai. Vai, nonna. Alla Matrix. Fatality. Nonna, fino alla fine. Almeno Fino alla fine. quello. Ho capito, mi sembra un po' esagerato. Sembra un po'. Allora, questa è tecnologia gestita male. No. Però volevo sentire la tariffa per farsi togliere dalla blacklist. Vabbè. Quindi per un quadretto, per una tua fotografia, sei entrata nella blacklist. Posso dire, lascio fa. Va bene, Lascio va bene, mettere. va bene. Questa è bellina, devo dire la verità, è sfiziosa. Okay. Vediamo cosa accade qui. Dito medio, ghiaccio, pipa e ghiaccio si chiama l'episodio, ok. People. Bello. Allora, già con lo stile già ci siamo.
Poca d'acqua. Un po' d'acqua. Sì. Ah, quindi lui è l'unico normale, senza Sì. modifiche rispetto a tutti quanti gli altri. Ok. Vabbè, non c'è bisogno di flexargli in faccia, però, posso dire, non era necessario questo flex. Vabbè, lui scende così tranquillamente. Scusami, questo ti sembra normale? Cioè, è pur sempre tuo fratello, non mi pare il caso di fare questi trick in faccia. Mm. Gli imbecilli esistono anche su altri pianeti in Ah. futuro, vabbè. Belle informazioni. Oh. Ehi. Bravo Reagan, bravissimo. No, fratello ti dice che soffre di essere inferiore e tu fai 16 caprioli inutili. Bravo. E lo Esatto. porti dagli amici che fanno anche loro Esatto. altre capriole. Ehi. Vabbè, però cioè, Un po' troppo. è inutile che flexate. Ovviamente loro non accusano niente di queste venti forti, cioè tu stai morendo congelato praticamente. No, forse No, dove è vai tu? comunque un No, fattore di limite umano, sì, no, ma cioè, dove vai tu lì? No, ma dove vai? ah. No, ma non è una non Sono balene. diglielo. Ok. Mm. Vabbè, ottimo riassunto. Grazie. Ok.
Ah, ho messo 1, 2, 4. Vabbè, penso sia abbastanza semplice comunque la cosa. Danno colpo, benissimo. corri verso i flare. Di base la cosa sembra normale, poi scivoli pure, quindi magari se la prendi bene vai anche un pochino più Sì, veloce. effettivamente se riesci. Fatti sto dire, dai. È una pipa mistica. Vabbè. Tecnologia del futuro, balene robotiche, Wow. ecco qua. Che trippa. Ascolta i colpi perché sennò qua ci rimani. Wow. Tocca correre qui, eh? La città va a dormire. Corri, corri, vai, ecco qua. Devi correre! Figa! Uff. Ma tu già non ce la fai più e siete all'inizio, siete. Ma perché ti metti in mezzo a queste No, cose? ma devi conoscere i tuoi limiti, No, bro. ma non ce la fa, ma è impossibile. Ecco qua, ecco qua. Supera il limite del Super Saiyan. Vai, scivola, drifta un po'. Bello che è uscito col fumo Sì, da l'ho bocca visto pure io. fuck. Ui, Durato un attimo, ma è stato bellissimo. Però ui, lui, ui, aglia, fratello a terra. non dovresti essere bustato. Che presa fan! Dove andate, Bro, non sei ragazzi? manco... Non gli potevate dare una mano, stronzi, che avete i superpoteri? No, ma dove corri? Facci vedere la balena. Puttana Eva! Diventato Dead Ma è un mostro di Stranding. Monster Sì, Hunter! dai, vi è andata di culo. Vi sta andando ancora di culo, ragazzi. Vi è andata di culo. A lui sì, anche all'altro. Bellissima l'altro. E questi non sono, questi sono robottoni. Tipo come ti aggiusti mo tu? Come funziona? Già si è aggiustato, Mamma Gianma, tutto a mia, ma è posto. una roba imbarazzante. So perché, ma lo stile mi ricorda un È po' un Samurai Jack. qualcosa sì, però aspetta. Oh, dato cappello. Quindi, che cosa abbiamo Guarda, imparato da questa storia? che palle però, vorrei dei seguiti anche per queste cose qua, perché era Che tu mazzecco sia sta sulla roba. Terra e che vuoi impressionare tuo fratello, che tu corri dietro a balene spaziali intergalattiche mistiche o dietro qualcosa, l'importante è creare un bel rapporto con la propria Guarda, famiglia. vero, vero. Poi c'è il rischio di morte, questo è un altro discorso, però il messaggio ci è arrivato chiaro. Allora, siamo pure in tempo per switchare. Vai. Tieni. E poi in settimana ci vediamo le altre. Ok, tanto abbiamo un bel po' di cosine da No, vedere. molto bellina questa qua, però mi piacerebbe vedere altro da chi ha fatto sta roba.
il Mister Gorillaz, sì. C'è una serie così su questi ragazzi modificati, quello che è, mi interesserebbe. Ma più che altro vorrei capire cosa Eh. sono quelle balene adesso. Mi serve della lore perché Non siamo capì? sulla Terra, tra l'altro. Allora. Ok, il titolo se l'è preso. Categoria. Allora, giusto un attimo. Allora. Giorno 101. Siamo un'altra volta qua. Allora, Gianmarco, che sono vogliamo già provare qua. a fare questa sera? C'è sempre le stesse cose da fare. Dato che c'è Regen, possiamo provare a fare qualcosa di un po' più complesso. Possiamo provare i quadri, possiamo provare la scacchiera, però quella in realtà viene da sé. Quella ci Allora, devono di più le certo ci stanze. serve lente di ingrandimento, Serve la lente per fare un sacco di documenti e drawing, vedere non la cose. drawing, ma la stanza dell'architetto lì dove c'è la mini cassaforte. A questo punto là la dobbiamo aprire. Sì, serve anche quello, trovare l'ultima che non ho idea di dove sia. Non lo so, veramente 800 miliardi e mezzo di cose che possiamo fare. Allora, iniziamo a farci il giretto base. Mettiamo il workshop di qui. C'è un pochino chiuso l'infame, però va bene così. Allora, 60 monete già ce l'abbiamo. Rimetti la chat, lo zio. Sì, il fatto è che appunto è troppo breve la cosa, cioè non... L'approfondimento lo vedrei con piacere perché il setting sì. era molto particolare. Cioè, questa e aveva piacevole. potenziale per essere evoluta come cosa, però ahimè non è stato così. No, penso che fosse quella che avevo in mente in questo momento. Vabbè, posso aver sbagliato anche io, cioè. Capita. Allora, prendiamo le chiavi e usiamo il metodo Regen. Facciamo uno e facciamo due. A posto, funziona. Lo funziona solo quando c'è lui. Se lo facciamo da soli non funziona. Sì. Ok. Per forza di qua. Dudadi. Mettiamo questo di qua. Ci giochiamo il tunnel qui e ci serve comunque la pala. Allora, se tu ci fai modificare la Throne Room ci faresti molto felice, ma non credo che sta cosa succederà. A uscire credo possa anche uscirci, però allora questa la possiamo togliere. È una merda sta cosa, oggettivamente proprio fa proprio schifo. C'è proprio ogni morte di papa. La Sper com'è? Va benissimo perché è forte, il patio va bene anche standard in realtà, sì. Perché se ci mettiamo davanti quella un pochettino più grande pianta uomo. Allora, in questi giorni iniziamo anche a prendere le lettere dell'indovinello qui. Possiamo provare anche a fare il no, ce lo facciamo nei prossimi giorni. No, il fatto del garage, sì, però ci deve uscire prima. Quindi deve essere almeno nella colonna a destra. Cioè il garage in realtà lo puoi collegare solo con un try, cioè la West Wing doveva essere la pump, se no non lo puoi collegare. Facciamo così, mettiamo il den. Che inculata.
proviamo ad andare di qua. No, di là non si va. Facciamo un reroll. Allora, se non va bene qui, difatti, grazie mille gioco, molto gentile come sempre. Allora, di là è chiuso, quindi mo dobbiamo tornare per forza indietro. Ce ne possiamo andare di qua. Cappella, così ci abbiamo anche lo shortino per tornare indietro. Di qua. E c'è la leva che non ci serve, a posto. Allora, vediamo di qua. Oh, non sta facendoci una buona di fila, manco È un po' sicché, truz, questa situazione, se posso permettermi Porcaccia la miseria. di usare un eufemismo. È truz. Allora, Truz. a questo punto possiamo prendere qualcosa da qui. 46 stelle, 5 gemme, una chiave, le mele sono buone, sconti e stanze a 4 porte più frequenti. Noi una ce ne serve. Faccela uscire adesso che abbiamo 7 gemme. Faccela vedere, faccela toccare. Questa no perché ci ciulli, però questa con 60 monete, un giretto allo shop. Shop c'ha tutto. Lo shop è lo shop. Facciamo così. La pallet eventualmente possiamo tornare indietro. Ok, allora. Ma questa non l'avevamo messa rara, ma sta continuando ad uscire una continuazione. Effettivamente è un po' strano, eh. Allora, andiamo prima di qua. Due le devo usare per forza. La keycard non ce l'abbiamo. Questa è chiusa. Devo per forza questa. Allora, cosa c'è? Monetina, va bene. Allora, al massimo qua possiamo fare chiusa. Ah, ma proprio se sta accadendo stasera. Sì. Va bene. Vabbè, ma va bene. No, no, va bene, già, va bene. non è una novità, diciamo. No. Il principe è un Guarda. rinomato figlio di puttana, quindi questa cosa non cambia. Cioè, guarda, non gli dico proprio niente. Cos'altro c'è però? Aspetta, c'è qualcosa. Non fare il poldo. Poldo. Qualcosa qua. Non so. Non riesco a capire dove è il punto. Allora. Vedi, continua ad uscire. Io devo usare per forza questa, che ruota e ci può far salire su.
Un altro giro. Ma poi abbiamo capito come si sta impuntando. Vabbè, Ma guarda, già, ma non lotto neanche, guarda, faccio no, terminare no. direttamente la giornata e via. Che mo si è un attimo impuntato. Non ti preoccupare. Non ti Cioè, preoccupare. Regen, ho fatto male a gettare la spugna, che c'è? Hai visto pure tu come stava andando? Qui ci stiamo prendendo un po' la confidenza, ma va bene, va bene. Va A bene. me non piace gettare la spugna, però arrivato a sto punto, no dai, te la mollo sta Cioè, il giornata. trupp non me lo fai. Il No, trupp ma non lo proprio fai. esagerato, ma uno dietro l'altro, cioè, ci ho provato fino alla fine ad andare con calma e No, tranquillità. Oh, ha niente, trozzato. niente. Allora, riproviamoci. Allora, spare room di qua e ci allunghiamo verso la fine. Questo che magari se ci esce pure già il martellonzo, male non ci fa. Allora, dobbiamo solo un attimino capire qua cosa ci dà. A questo punto Tulshid, già con questo andiamo bene. Stanze verdi, prendiamo qualche gemma in più e visto che comunque dobbiamo sempre puntare ad avere almeno 5 gemme se appare la throne room, perché la throne room fa come cazzo le pare e piace a lei, Sì. mo ci uscirà tra 1000 giorni, Anche ha quindi detto il cazzo che vuole. non vorrei c'è una sequenza precisa e noi per puro culo l'abbiamo indovinata, capito? Allora, iniziamoci a sbloccare la breakfast, che quella a noi almeno ci fa bene. C'è pure una cassa qui dentro, ottimo. Un po' di culo. La leva. Tanti oggetti, c'è una pool di oggetti sempre a disposizione. La Una pool leva. potentissima. Uno dice che la pull mammata, uno poi si offende, quindi non si noi non dice lo questa diciamo, cosa, tutto a posto. nessuno l'ha mai detta. Non siamo cattivi né scostumati, E evviva. poi se era una stanza doppia che la grande pull mammata, Non si dice, poi Enzo, questa cosa. aumenta, hai capito? Non si può dire, Enzo, te lo ribadisco. La devi finire di fare così. Sei un buzzurro. Mo continua a volermi far scendere. Io più voglio salire e più lui mi Più ti sta fa facendo scendere. girare così. Lo so, ma è la vita. Quindi quel pull di mammata aumenta, hai capito? Non si Non può è che dire. scende. Non si può dire. Il pull di mammita non è una parola fattibile. Manteniamo un contegno in questo bar. Vabbè. Cioè, Regen, se mi sto sbagliando e se sto esagerando con le parole, dimmelo, perché pure mo ti vedi una sequenza di stanze come questa, tu dici ok, mi è bloccato nell'angolo, però forse mi vuoi far spendere soldi e gemme e a me mi servono le gemme perché devo trovare la throne room. Siamo ai piani iniziali, vai piano, vai con calma Non ti fossilizzare. e mettiamo il magazzino. Allora, scarpette e risparmiamo qualcosa. 4 gemme a 10, ottimo. Martello buono. E qualche gemma a sto punto ce le prendiamo così. Allora, cos'altro c'è? La pull di mamma fin troppo di grazie Esatto. mille. Perché uno non vuole Un po' esagerare, però eccessivo. e uno ti mette a tuo agio, dici che sia un bel gioco, Cerca di che farti ti stare vogliamo bene. finire, che ci stai piacendo tanto e tu Un figlio di polla. non dico ci deve andare sempre bene, però bilanciati, Almeno porca la miseria. ogni tanto. Ogni tanto ci fai avere un piccolo problema, Ma per un fattore casino. caratteriale. Ma tu ogni sera, calmati un attimo, porcaccia la miseria, principe. Non c'è bisogno di essere maleducati alla fine.
Cioè, sono 2 sere che 2 ragazzi di Napoli ti stanno dedicando tutte le sere della loro vita. Tutte. Sii un pochino riconoscente pure tu. E noi ce ne pochi incontro. Stanno a 60 ore ormai, è un casino. Ma culo da mammit. Più proviamo ad uscire da sto gioco, più Va. stiamo scoprendo cose, capito? Sì, purtroppo sì. Siamo lenti e tonti e molti titoli li abbiamo finiti più in là col tempo perché ce li godiamo a modo nostro. Però qua più andiamo avanti, è Sembra finito? No, altri 50 Sembra ore. peggio. La pala ce l'abbiamo. 48 oggetti trovati e mo ti caca solo stanze a vicolo cieco. Questo Cioè, è Blueprints in a nutshell. stiamo poco esagerando così. Questa è scostumazione. Ma che comportazione è questa? Enzo? Ah, security, No, per forza. struzzi. Bongi balongi. Cioè, ci hai fatto, permettimi il termine, 2 coglioni, così arriva alla stanza 46, finito. Ci siamo arrivati dopo 1000 pere e pezzie. Non hai finito, pezzo di merda, continua a giocare. Devi morire. Proprio te l'ha detto proprio, muori. Ok, dimmi dove devo andare. Allora, aspetta, perché tu se fai principe Yakurv, vai a destra. Madonna amici. Però noi leggi, seri e Sempre. continuiamo. Sempre. Poi ti abbuffiamo di parole quando stacchiamo. Anche quello. Allora, a questo punto per forza il dente. Il primo che viene vicino e mi dice sono entrato nella stanza 46, ho finito il gioco, parte la rissa. Sì, rissa, cazzotti in faccia. Vabbè, però Sono per la non violenza, però se qualcuno pretende di aver finito il gioco solo perché è entrato lì, falsi. no. Ci potrebbero dare il pacco, però c'è questa. Abbiamo 12 gemme, mettiamo qui, aspetta. E magari, ecco la pala. Ecco la pala. Trova spazzatura, sì, sì, così ci aumenta il salario. Butta dentro. A sto punto. Buona sedia, quello che sa bene le persone Buona sarà in sedia, live quello. fino alle 2, non credo, quello, No, quello. non mi risulta questa cosa, però va bene. Non dopo questa giornata soprattutto. Però l'intenzione c'è. Oggi le cassaforti perché si stanno aprendo in automatico? O perché solo questa si apre in automatico? Allora. Tutto completamente inutile, tranne questa che comunque ci permette di fare uno shortino. Aspetta. Ok, ci mettiamo anche altri passi e via. Il gioco è stato finalmente rotto. No, diciamo che è un rapporto dove lui sta rompendo noi, ma anche noi stiamo rompendo lui in alcuni momenti. Sto pezzo di merda. Momento circuito di devi Monza. morire. Un attimo. Ok, forse ha finito. Ops, madonna, dai. Hanno il tempo che fa il giro, Bravo. sì, prendono il tempo e tutto. Noi pure che ci mettiamo altri 2 mesi, anche perché entriamo nella stanza 46, finiamo il pene. Allora, però almeno stavolta stiamo riuscendo un attimo a salire. Siamo nella zona qui. Lui che non parla in nessun modo. Questa ci va bene. Allora, cestino e con i passi grosso modo siamo a posto. Allora,
Dai, esci un'altra volta, dai. Dai, stanza del trono. Allora, teschio assolutamente no. Tu sì. No, l'unica cosa che conviene è questo. Ok, vediamo se per caso niente. No, stavolta ci è andata male. Allora, fai uscire più stanze rare, me lo gioco subito. Ok, monete. Allora, con stanze rare magari ci viene un attimino di culo perché le gemme comunque ne abbiamo. Allora, dobbiamo riandare dal passageway, quindi iniziamo anche un attimo a vedere qua. Qua. Allora, già un piccolo tassello è questo qua. Dobbiamo solo sperare di trovare la lente di ingrandimento e la password a sto punto è 1107. Sì. Sì. Dai. Regan, ricordati anche tu 1107. Vabbè, non tanto questa qua la recuperiamo facile. Tu ricordatelo comunque. Me la devo rischiare così. Allora, batteria. 3 gemme, buono. Lente di ingrandimento, attenzione. Attenzione che forse facciamo qualcosa. Aspetta. Chiave del Volt 149, una chiave e mappa del tesoro. Ok. Proprio sotto l'anticamera. Allora, c'è qualcos'altro. Un'altra gemma qui. Allora, a sto punto lo possiamo pure fare e ci è andato di culo. Ne abbiamo detto 1107. No, perché forse non si è premuto bene. 1107 07 11. No, c'è qualche quadra che non cosa. 0107 che dice day one. Dice 1107 quello. No, l'ho provato, non funziona. Appunto. 701. Scusa, fammi rivedere il calendario pure oggi. Giorno 1. 01 11. Aspetta. No. 11 10 magari. Ma 10 non ha senso. 1101 volevo dire. 1101? Provate 1101. No, neanche. Allora, diamo uno sguardo veloce alla stanza.
0216. Come i cormi. Esatto. Non ti preoccupare, quello. Non ti preoccupare. Non resisto più. Aspetta, magari 1602. Niente. Questo è per la lettera. L'indizio è il calendario o la lettera. Qui è la guida e non penso ci sia qualcosa. No. La soluzione deve essere per forza qua, bisogna solo capire. Sì. Febbraio. Allora, la stanza, quale stanza può essere? Aspetta, Giamma. Dimmi. La stanza quella lì dove Regen ci disse il codice, qual era? Quello della lavagna? Che mi sembra il mobiletto che sta qui, cioè più il tavolo, più la lavagna. Sì, questo è il modellino della stanza, quello lì. Se troviamo quel codice, magari è semplicemente lo stesso. Sì, solo che non lo ricordo. Regen, te lo ricordi? Era 0812. No, neanche. 1208. No. Hai fatto cliccare questo. però prima di farlo. Fai di nuovo 1208. 08. No, Prova no. 0811 dice Regen. - 0811. Grande. Ok, grazie. Altra lettera, ok. Però qui poi non c'è la gemma. Allora, qua stanno partendo per il piano. Prendo un vasetto del gormito. Ok, e qui che però poi non ci dà una gemma. Però adesso abbiamo 4 lettere rosse. Il pedone e la data del calendario combinati, sì. Ok, grazie. Allora, 9 gemme e ci siamo tolti almeno un piccolo passettino davanti, l'abbiamo fatto. Allora, vediamo un attimo di qua. Tu adesso visto che c'è anche questo in sconto, ti dai anche le 3 chiavi e me ne dai anche altre 2 così. Allora, almeno un po' di mobility ce l'abbiamo e possiamo cercare di far uscire altre stanze. Se meccaniche ne abbiamo messe, manca poca, quindi a sto punto dobbiamo usare per forza il corridoio da qua. Ottimo. Allora, questa è una bella combinazione. 8 chiavi. Però abbiamo il metal detector, quindi possiamo vedere un attimino di fare. Però con questa potremmo fare la combo, ma rischiamo gemme, no? Facciamo così. No, quindi non è, quindi riesco a vedere solo questa di qua. Allora,
cappella, almeno riusciamo forse ad arrivare alla stanza del tesoro e ci può essere qualcosa. Allora, ok, c'è la pool. Costume non abbiamo avuto ancora modo di utilizzarlo. Vabbè, ci ha fatto apparire le casse là, quindi dobbiamo vedere di svuotarla a sto punto. C'è il freezer ma non ci serve. A questo punto mettiamo la stanza dei trofei che Gianmarco, però con un po' di soddisfazione, ti ricordi quando ce n'era soltanto uno? Vabbè, Piano come piano ce la stiamo facendo. assolutamente sì. Tra qualche anno li avremo tutti, però al momento tutto a posto. Allora, aspetta. A sto punto la pool, quando di laggiù non ci serve più per passare neanche dall'altro lato. Insomma, fa così, la pool è l'ultimo e c'aveva il collegamento alla pompa 4 là dietro. Lui si riempie solo nella prima, ok, quindi dobbiamo un attimino collegare qua, girare di qua, ok, già sta girato, e dobbiamo buttare dentro di qua. Allora, tu ti rimetti in posizione, ci risvuotiamo questo qua dentro così, no, così, ok, almeno ci teniamo una volta per tutte sempre la piscina con le casse, che caso mai abbiamo martello o chiavi siamo a posto. Allora, ah no, aspetta, prima è al contrario. Ok, tanto mo basta semplicemente che cambio e dovrebbe partire in automatico. Giustamente le ha prese, a sto punto le spara tutte. Per Se no ha ridere. buttato i soldi. Facciamo fare l'ultimo qua. Allora, qui lo mettiamo normale. Qui lo facciamo tornare normale e almeno ci siamo risolti anche sta cosa qui. Allora, qui c'è una cassa e c'è la chiave del Secret Garden, ma non ci serve. Lo stronzio ci ha messo una stanza con la scheda e non la possiamo prendere, però almeno abbiamo queste due casse qui ogni volta. Allora, un po' di materiali. A questo punto ce ne possiamo andare dalla Great Hall o dalla cappella e vedere se ci esce qualcosa dall'altro lato, altrimenti ci ha inculcato anche stavolta. Inculprendente. No, aspetta, tanto di là possiamo andare da sotto. Teniamoci questa e andiamo verso sinistra. Ok, un altro po' di spazzatura, quindi monetine in più. Turnips e non ci service. Bella Una questa. gemma. No, allora c'è servita.
Ci è servita sta stanza in più occasioni. Allora, libreria va bene. Oh, buonanotte Regan, Poi mi Regan, dispiace per la buonanotte. sveglia presto. No, non ti preoccupare, vai a riposare. Ciao bello. Ma adesso lanciamo la sigla e tra un po' ce ne andiamo a dormire pure noi. Tutti a nanna, stasera un pochino prima. Alle 4. Ah, Come libri antani. Abbiamo ciao, sempre i bravo. cosi giù nelle stanze con le chiavi, eccetera. Non ce ne dimentichiamo. Ma così giusto per ridere. Una vita di merda. Noi stiamo lottando per altro, però quello non esula l'altro. Ma poi non Non Cioè, esce niente, no, non ma, esce niente ma non di escono buono. sigilla, fai in da che distanza. No, là. i sigilli non li Non- stiamo cercando per bene, No, Gianmarco. ma ci io non siamo so nemmeno passati dove può davanti. uscire un sigillo, dove esce il sigillo? Come è Sono fatto un 8 sigillo? porte, 8. Dove figa sono questi sigilli, figa? Così. Ah, vabbè, vabbè. Di qua non c'è Vabbè, la niente. figa. Al massimo, mo ci possiamo buttare di là. Questo gioco è lurido come chi l'ha fatto, è Cioè, ci ha lurido. dato quella stanza per prenderci in giro. Voi volete questa? Non la potete Che avere. No. vite merda, ormai. Ma chi mi fa fame? Ah, figa, bravo quello. Ci ha poldato. Ci ha poldato. Avresti mai detto? Ci ha poldato. Io che campo a fare, mi chiedo. Guarda, ti apro proprio così tanto per... Fega. No. Mamma mia. Se n'è andato Reagan, non funziona più Non il funziona sistema. più, No, è davvero. proprio in matematica lui, Davvero. ci vuole lui. Non hai messo la tomba, no, nemmeno... Guarda, sì, potevi Abbiamo messo i fare... Craften, abbiamo messo. Potevi fare il lanciafiamme. Vero, c'era anche quella cosa lì. Oh, Vabbè, tanto non è uscita la tomba, non Ciao. si quindi. Ma tanto mo esce la tomba. E non esce la roba, lo Ma so. non esce la roba. Lo so. Ah, boh, almeno la lente siamo riusciti ad usarla per fare la cassaforte. Manca il full... Esatto, quello, No, prima c'era lui, abbiamo fatto la prova e ha funzionato. Cioè, come se tu Cioè, quello ci altre dici... volte mai è andata Che ne bene. so, ci dici fate questa cosa qua, funziona, da quel momento sarà la mossa di quello. Se tu non ci sei, quella cosa non funzionerà. E così funziona. Allora, almeno abbiamo qualche soldino in più. Che male non Ecco ci fa. qua, no quello, no quando c'era lui. No, quello. No, No, quello per due, perché no, quello riferito a quella Eh. persona, né quello riferito Esatto, a te. no come quello, utente. quello. Doppio quello. Certo, quello potevi scegliere un altro nome, ti voglio bene amico mio, però proprio quello, cioè, è un po' difficile rapportarsi. Secondo me, quando ha creato l'account c'è stato un attimo un disguido con Twitch. Lui gli ha proposto dei nickname. Sì. Lui ha sbagliato un attimo, ha scritto io voglio quello e il sistema ha capitato, ti vuoi chiamare quello? Non è che era Priello. Magari, magari. Parrugli. Potrebbe essere. Però è pure facile da ricordare. Puoi chiamarmi 89. Va bene. Con chi stai parlando? Quello. 89. Cioè, è proprio bello, facile, No, tranquillo. a questo punto 89. Perché ti devo chiamare come un numero? O trattino basso 89. Vabbè, quello, aspetta, te lo dico, Vaffanculo. A posto, è arrivata la risposta. Uno non le vuole dare, però se uno poi se le cerca, Suggerimenti della tastiera, esatto. Mo esce la tomba, vai. c'è la tomba. Allora, come tanto il piano noi già lo sappiamo, Gianmarco. Ora dobbiamo entrare. Allora. Ma perché? Io stavo cercando di contenere, ma l'urlo finale mi ha atterrato. Non so se si è sentito in live. Ma che è quel... Mamma mia, quello... Wow. Mannaggia. Che quando iniziamo a sentire determinate parole, io e Enzo ci fermiamo e ci guardiamo. Cioè, voi Noi ci regoliamo.
Diceva, poi sta per dire qualcosa. E No, infatti, per noi non c'è problema, cioè, no, è stato la parte finale un attimino. chi cazzo è quello? Un demone? Non lo sappiamo, Non ti lo fare sappiamo. domande, un demone. Non sappiamo, non ci interessa, noi continuiamo a Vabbè. giocare, cerchiamo di battere. Già abbiamo problemi col Va. principe. No, ma io credevo che gli pterodattili fossero estinti. Ma quello cioè, lo pensavo pure io. il Però Kirin, no, quello non era un Kirin. Non era un Kirin. ma mi sono detto, è arrivato Godzilla, mo che cazzo è successo? No, ma poi era andata relativamente bene fino all'urlo. Poi è partito il simbolo. Porca troia. Io così sapevo. Non credo a sto punto. Non... A questo punto era una menzogna. Vabbè. Cioè, se qualcuno fa la clip e vuole fare... Ma sono spariti i dinosauri? No. A parte quell'effetto... No. Ragazzi, l'audio è stato reale, Il garage è di là, quindi non ci conviene mettere il boiler. Sì, i poteri forti, quelli ci sono e ci saranno è un sempre, in un modo complotto. o nell'altro, a sto punto. Ammettiamolo, diciamocelo e via. Poi almeno nel fatto dei dinosauri è meglio se sono estinti davvero, ragazzi. Devo dirvi la verità. Che io non credo che andiamo a finire a parco a tema con le attrazioni. Capito? No, io penso che finisca in maniera un po' più brutta ancora. Io vorrei sperare che in futuro, quando tra 1000, 2000, 3000 anni, Che quella noi- cosa sarà possibile, noi non ci saremo e saremo la polvere. Io credo che la Terra finirà molto prima di quel momento, però. Io penso che chi dovrà costruire poi questo parco si prenda Jurassic Park, veda i problemi che sono accaduti del film e di faccia il sicurezza contrario. e fai il contrario. Comunque, Made Chamber rara, eccola qua, subito. O questo gioco ci prende per il culo, o a questo punto. No, perché il fatto che ci hai mostrato quella stanza così, nonostante te ne stiamo facendo uscire un bel po'. Mo ci stai protolando. No, stavo cagando. Una cosa un pochettino più forte e dura. Nel caso ne abbiamo già uno, si gode, sì, è vero quello, la signorina sotto. Allora, gemme, giustamente, non ne abbiamo. Ci prende anche per il culo continuamente con questa stanza. Questa bella leva. Anche volendo non ci arriva. No, ma poi aspetta, così. almeno 2000. Sì, giusto per vedere qualche cambio. Poi arrivato a un certo punto, basta. Metti la stanza e fammi vedere una cosa prima di uscire. Ok. No, l'unica cosa è questa. Dimmi tutto. Torna al bancone con la pietra. S, fammi vedere i quadri. Send and end, perché questa è end. Quindi è la S. Ok, allora sì, è corretto il ragionamento, sì, è corretto il ragionamento. Perfetto. Prendi l'assonanza, prendi l'iniziale della prima parola e ti metti la lettera. Ok. Noi già grazie alla stanza qui riusciamo a farcene un bel po'. Di sicuro uno a run, se lo mettiamo in una stanza diversa, anche mettendo la mappa, ma domani me la organizzo in modo tale che subito ce le segniamo, subito facciamo. Aspetta, c'è il ritorno? Stanno picchiando. È un ciocobo. Non... Momento, aspetta. Tutto a posto. Ma è un gabbiano, picchiando un gabbiano, stanno battendo a sto gabbiano. Ma che suoni strani stasera? Va bene. Cosa cazzo clippi quello? Ma si sentono perfettamente. Ma che Ecco, questa è TV verità. Un paio di colpi di pistola e io sono a posto. Sembravano
Sembravano. Allora. Oggi stava il mio collega, quel bastardo. Si era buggato Mi stava pure. pigliando per culo. Bello e buono, inizia a ridere un'altra volta come Green Goblin. Infatti, ma vai All'improvviso vai ti con è- Dio Spider-Man. Cioè, Ti non... viene così o te la sei studiata? Ma lo fa. Ma il fatto è che ride così, è proprio quello il problema. Carattere, già. Ma bello e buono mi sento a Green Goblin, a reterina, io mi metto paura. Cioè, tradotto quello. All'improvviso mi sento Green Goblin dietro di me e ho paura. Ah, ok, forse si è sbloccato, che visto che abbiamo preso Invece la più lettera della volte, minaccia, sì, una volta che la restano apri, aperte. restano Ok, vabbè, aperte. Ok, topperiamo buono sti per cozzo. noi. Oh, non ci sono altri oggetti. Taci che c'è il traduttore. Ci siamo chiusi che qua ma possiamo tornare indietro. Mannaggia Green Goblin. Ok, già questo è buono. C'ha Questo è buono. pure il naso adunco, quindi potrebbe sembrare un po' il Goblin. C'ha un po' il naso. Problemi tuoi che lavori col Goblin, all'improvviso ti giri, ti attacca, ti lancia la zucchetta, è fatta. C'ha delle mani enormi. Questo Se è un mi chiama problema, un Gianmarco. pacchero e mi ammazza. Comunque fa bene, Allora. quello ammazzati. Te lo dico proprio col cuore. Te la meriti la scadazzata nella bandalogna. Tu te lo meriti, io ti cago in petto. Modello Shatsu. Come il massaggio. Sì, sì. Ma ci vuole un esorcista? Non ho capito. Ok, almeno così colleghiamo. Va bene. Pure di là. Non ho questo fetish strano. Quello tu devi sucarlo, proprio semplice, facile. Come concetto base. Allora, è uscita la keycard, questa cosa è buona. Allora, a sto punto, visto che abbiamo messo la tomba, Io non penso sia legale al momento, quello dipende, poi ti fa domande su cosa è legale e cosa no. Cioè, ormai si sanno queste cose. tanto quello che è legale e quello che non lo è ormai cambia all'ordine del giorno, in Italia soprattutto, quindi. Dato che oggi se prendi un Brufen ti arrestano e ti stracciano la patente, ma quelli sono piccoli dettagli. Poi però se corri a 200 all'ora Sì. col macchinone perché hai Sì. soldi, non ti rompono i coglioni per la maggior parte delle volte e ti fermano a te con la macchinetta per farti perdere anche un pochino di tempo. Quello va bene, dipende dai punti di vista, ma quello che cosa va bene, perdonami. Cioè, quello tu essere quello. Average force user, esattamente, sì. Cioè, se c'è il posto di blocco che fermano la Porsche, assolutamente no. Fermano la macchina familiare. Ah no, io non vado bene. Vabbè, quello tu sì, è vero. Però anche perché in un contesto fermano la 500, bravissimo quello. Figurati. Dove c'è un certo reddito medio tra le persone in quella zona lì e arriva il macchinone che costa 8 volte tanto, come può una persona che abita nelle zone lì avere quella macchina? 2 più 2. No, qua si usa la classica frase: io ho 2 supercar, ma non le volevo. Questa è una frase di una nota persona. Povero. Quello si compra tutto, compra proprio tutto quello che trovi. Allora, dadi pieni, chiavi pieni, gemme pieni. O se non esce, no? Allora, nell'altra volta la facciamo uscire qua. Sì, circa là. E uno qui. Ok. Bravo quello, adottiamoli questi cazzo di bambini. Bravo quello. Allora.
mancherebbero 2. Sucol. Per favore non piangere e non ci rimanere male, perché perché noi ci conosciamo bene alla prima elementare. E facciamo una break. Cazzo vai, scappi. Volevo dire se usciva Sei la pazzo. maleducata. C'ha anche chiuso da questo lato e c'ha chiuso proprio la run. Metti i canali. Almeno che posso mettere da qua. Ma non dovremmo aver messo stanze, quindi porte. Vediamo. Ah no, ce n'è una. Ce n'è uno, io. Per forza. Però fammelo fare la break. Ah sì, aspetta. Pezzo di merda. Voglio la troll room. Io uno sfizio c'ho nella vita. Voglio la troll room. Allora. Ecco, qua. Ok. 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 20. No, non hanno ancora finito quello. Allora. No, no, ma che? No, almeno un altro po', cioè. Però dai, sono di compagnia, vedi, dopo un po' si fermano subito, quindi. 10. Ok. 1. Sgrondel. Oddio, non è il regalo mio più grande, cantava Tiziano Ferro, però va bene. C'è una moneta. Oh, ok. Sì, dopo lo scudetto anche sto macina coglioni. Sgrondix. Sì. Vabbè, qui ci potrebbe uscire qualcosa. Vediamo. Ape di seta, no? Era questo il lato, lo zio. No. Ma no, aspetta, No, aspetta. da qua. Vedi che sei pazzo in culo. Ok. Mai capito perché si dica pazzo in culo? Cioè, che vuol dire essere pazzo nel culo? Non so. Problemi di corpo sciolto, se vuoi. Può essere. Però sei pazzo. Quindi quando hai un po' di cagotto, sei pazzo. Sì. Vabbè. Allora io sono uno schizzato, praticamente, mi cago addosso allora. a H24. Ginnasio, lo zio. Ha un culo pazzo. Sto room, no zio? Se ci deve uscire la troll room in una delle due porte del ginnasio, non la vuoi aprire così. È meglio questo e ci spendiamo i soldi. Se non ci stanno gemme però e puliamo la troll room, non la mettiamo. A discrezione tua. È comunque una chance su possiamo comprare, tot. se no di là abbiamo 2 porte. Aspetta, dai. Voglio ascoltare il Jammox. Può essere che non esce, per carità. No, no, ma sulla percentuale non ho capito se c'è da fare qualcosa di particolare per comunque è attivarlo. rara, cioè è rarissima. Non Sì, abbiamo manco la cosa che ci busta le stanze rare. Libreria. Andiamo di là. Almeno abbiamo la tessera. Ce l'abbiamo la tessera, abbiamo preso nella cassa. Sì, ho detto almeno abbiamo la tessera. Ah no, ok, avevo capito io. Vai, la Darkroom. Mamma mia. Oh. Mamma mia che Allora, zozzeria. qua però la Darkroom lo suga, perché se c'è la Troll Room costa 5. Costano tutte 0. Tutte 0. Quello 1, 2 o 3? Allora non sta qua. Vai quello. Vai dove ti porta lo Leandro. Crediamo in te. La 2. Minchia quello. Ottima scelta. Infatti sì. Minchia. Godereccia. Anche un bonus ai punti. Tra l'altro è un ottimo spot. Chiavi ce li abbiamo. E a questo punto bedroom. Giusto per vedere se spawna qualche oggetto, qualcosa. C'è qualcosa qua. Va bene. Vabbè, ci possiamo più liberamente. Bella questa risata scritta così, quello. Mo devi mettere il commissariato. Per forza. Allora. Ok, però vende le gemme. Top. Okay.
Ci Pure mettiamo un al pochino di sicuro. tutto. Comprare tutto così. Ok, allora. Prego. Assurdo planetario. Vabbè, possiamo andare comunque ancora dalla libreria, non è finita. A questo punto ti direi C'è la mela, planetario, poi ci sono per non sprecare una gemma inutile. no, sì, a sto punto. Vediamo se c'è qualcosa Non mi qui fanno cazzo. sulle sedie. No, non c'è niente. Però almeno abbiamo 48. No. Possiamo pensare al limite di finire la giornata qui e prendiamo 2 stelle a fine giornata. No. Facciamo pure qua. Questo che cos'è? Country Stew Pie. Ma di pie non ha assolutamente nessun tipo, però... Allora, intanto buono più un punticino bonus. Cioè, ormai i passi sono diventati un di più per noi. Cioè... No, non lo dico, un paio di volte ci siamo trovati che stavano per finire. 20 anni fa. Però dai, il tempo di... C'è sempre problema con i passi, ormai l'abbiamo passato. No, quello inteso come persona che segue le live, ma quello come azione, capito? Mappa? A quale? Per forza. Per forza. Allora, tesoro, abbiamo anche degli altri upgrade disc da trovare, ma mo ha capito dove stanno. Effettivamente. Anche Office in realtà va bene se vogliamo spreadare dei soldi, però... No, preferisco Puoi tenermi la tenere? gem, sì. Ok, allora Ecco vai, questa. sì. Insomma, dovrebbe essere il luogo della mappa. Ah no, la mappa era la run di prima. Sì. Chiave e gemmal. Allora, Andiamo. questo qua c'è entrato bene. Morning, che comunque è buona perché ci fa startare con più gemme e c'ha sempre qualcosa di utile, tipo i dadi, che sono godlike in questo momento i dadi. Più stanze riusciamo a mettere, più ci aumenta la C'è percentuale. Cioè, qualcos'altro? l'unica cosa che possiamo fare è quella. Soldati. Vedi il fiore prima di uscire? Controlla bene i fiori, se c'hanno gemma dentro qualcosa. No, ok. No, quelli si riescono un attimo a vedere. Allora, reroll. Oddio, guarda, va a destra, costa una gemma. Cioè, ma è il male minore questo. Io mi sarei giocato comunque già i reroll. Per provare a vedere se esce qui. Dai, li buttiamo tutti qua dentro. Music room e facciamo l'ultimo try. Magari esce quella. Quello non è un verbo. Oh, aspetta, Gianmarco, aspetta. Portiamo il risultato. Ok. Portiamo il risultato, fermi. Portiamo comunque un risultato a casa. Fermi tutti, fermi. Vai. Fermi tutti. Era troppo bello per essere vero. Però c'è lo studio, no, vabbè. Questo che stanno qua. Ah, è il cupcake potenziato là. Questo da 10 passi più 1 per il sale. Molto forte. Non esce quasi mai il cupcake. Allora, non possiamo andare da Andiamo fuori, via, fuori. Mettere chiave immediatamente. No, dobbiamo scendere dalla foundation. È collegata, sì. Se no dobbiamo uscire fuori. Sì. Okay. No, e non possiamo neanche... Ah no, è la galleria sotto che mi dimentico sempre io ogni volta. Allora, quello non è un verbo e né un avverbio. Di conseguenza non puoi esprimere un'azione. E beh, get out of my house. Assolutamente quello. Mo si va a inserire grande chiave e sceglierai tu la porta da aprire, piccolo pezzo di merda. Aspetta. C'è un'altra? Sì. A sto punto gira pure. Sì, anche il laboratorio. Tanto. No, il cazzo quello. Mo scegli tu la stanza, sì. Perché non esci? Perché non esci? Perché ce n'è ancora una dalla drawing all'entrata. Ma non so se al rank 1 esce, se esce, sì, va bene, mo ci proviamo perché di là dobbiamo passare. Troppo peso di una persona sola, non mi interessa quello, scegliere una stanza, altrimenti veramente andiamo a finire male stasera, è quello, te lo dico. Guarda, ti apro anche questi a sto punto. Sì. Pensa che ridere se usciva un'altra chiave del Sanctum. Così.
Tra l'altro dobbiamo prendere quel cazzo di documento, lo zi devi mettere. Quale? Quello là con l'indovinello di dove stanno le chiavi. In questi giorni ce li riprendiamo con No, calma, così meglio ci di togliamo passo, quelli sì. che abbiamo fatto. Guarda che scendo, quello tu devi prenderti pure il treno perché pure Guarda, devi fare pure un spaventato. casino. Io vengo là con la macchina e ti ammazzo di Oddio, pisellate. ecco qua, non ti devi neanche muovere. Sta attento. Stai attento che mi porto pure a Cioè, uno Francesco, vuole fare un favore a un amico, poi si No. mette pure a E mi disposizione. porta a Francesco. Bella, mamma mia. Poi vediamo che fai quando fa non mi devi toccare. Sarà fonte di divertimento quello. Allora, Sì, ti siamo pure in orario così. Sì, Stacchiamo un pochino prima stasera. Allora, non dobbiamo uscire di qua, ma passare proprio dalla Foundations. Francesco sì, invece quello. Francesco sì. Lo porto tutto bello grodol. Pure unto d'olio. Beh, Tipo porchetta. che scena meravigliosa. A 50 sub un video di Francesco che si cosparge d'olio. No, no, mi rifiuto categoricamente. No. Sì. No. Sì. Voglio diffondere cazzate con questo canale, voglio diffondere allegria, ma queste cose sconce e anche alla vista devi accettarlo. forti. Vogliamo lanciare dei messaggi forti con questo canale, ma non di questo tipo qua. Accettalo. Ok, andiamo di là. Ti deve piacere. Ma ne possiamo metti allegria a parlare. noi, esatto. Enzo non capisce. Magari qualcuno lo vede e si turba perché è talmente sensuale mettiamo come un cosa. disclaimer. Inutile che Metti che qualcuno perde la testa per Francesco, come la mettiamo? È buon per lui. Okay, però è impegnato. Dirà di no. Giusto. Mi Quindi sembra si può dire di no facilmente quando sei impegnato. Lui tanto lo dice lo stesso. Ok. Francesco quello lo poi dice lui ce l'ha come sempre, concetto base. per ogni cosa. Quindi. Allora. Ok. Quello, vai. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, prego. Da Dica. 1 a 5. Dica. Puoi anche dirci Scelga. a partire da destra o da sinistra, quello come ti preferisci, se vuoi fare un piccolo gioco. La 3. In mezzo. Questa. Pezzo di merda pavido. Vai. L'accendiamo? Dacci l'ok definitivo, pezzo di merda. Godo, penso sia un ok. Andiamo. Accendi. Chi è? Non ci abbiamo manco questo, mi sa. No. Noi un altro ce ne abbiamo e non riusciamo a incarrare la porta. Porca vacca. No, questo qua non ce l'abbiamo già. Soldati. Vabbè, per carità. È buono. Esatto. Ad Remoid, esattamente. Vabbè, intanto abbiamo capito il sistema sì. E uno l'abbiamo trovato. Sì. Poi se proprio non riusciamo a vederli tra 2 settimane al massimo, vediamo un attimino con le soluzioni. Però comunque dei passi avanti stasera li abbiamo fatti. Allora noi stacchiamo a sto punto e non siamo manco riusciti a fare la candela giù, che si aprirà una stanza lì con qualcosa dentro. Sì, magari c'è una chiave pure là. Peccato, però vabbè. Allora, quello noi stacchiamo, c'è una nuova sigla per la fine della live. Vedi un po', facci sapere se ti piace, perché poi ne arriveranno altre, penso già nei prossimi giorni. Quindi buonanotte signor Quello e buona sigla. Domani.ありがとう笑顔で終わろうこの時間明日もまた会えるよ期待してチャットの波に乗って笑いこう
言葉が飛び交うよ。一緒に笑いを夜肌終わらない。港の向こうのに君手を振り良い子でいてねのメッセージ。また明日も元気に会おうね。みんな大好きだったいしよ。壊さないでみんなの時間楽しく過ごす約束だよ。笑顔いっぱいいつもありがとう。またここで会おう。早くごくしね。楽しい時間忘れないでね。明日はもっと笑顔でいてね。優しい気持ち忘れずにね。みんなの声が力になるよ。ちょっとだけ真面目な話だけどみんなのこと大切だからさ。バランスよく楽しんでね。たまには休んで深呼吸しよう。優しさはつながる魔法だよ。